Buonasera e benvenuti a tutti. Siamo di nuovo qui in questa meravigliosa cornice del lago di Solosino che ci ospita ancora una volta stasera per la serata di Non Solo Miss, concorso di Max Eventi nato 3 anni fa. Questa è una serata particolarmente importante perché si tratta della finale che incoronerà le Miss regionali e in tanta bellezza non si poteva che iniziare con altrettanta bellezza. Avete appena visto danzare la stupenda Sara Giantin di Le Fiamme d'Oriente, che avremo modo comunque di conoscere meglio nel corso della serata. Voglio ringraziare anche Fabrizio, titolare del Lago, con cui avremo modo di parlare più tardi. Io sono Monica Corigliano e ti prenderò idealmente per mano per condurvi in questa magica serata. Voglio anche sottolineare che gli omaggi floreali alle nostre Miss sono offerti da Floricoltura Roberta. Ma passiamo subito a entrare nel vivo della serata presentando la nostra giuria. Io mi avvicino un pochino a loro. La nostra giuria questa sera è composta da Silvia De Ieso, titolare di Olympus Entertainment, arriva direttamente da Firenze. Buonasera Silvia, forse ci hai portato un po' di pioggia ma speriamo che finisca. Poi abbiamo Santo Raffaele, socio di Olympus, quindi anche lui arriva da Firenze. Abbiamo Armando Fogo, buonasera anche Armando, imprenditore di Este. E abbiamo Monica Santimaria, scusate, farmacista ospedaliero di Vo. Io vi invito a fare il vostro lavoro, come dico sempre io, il vostro duro lavoro, perché non è mai facile scegliere chi dovrà arrivare in finale, perché sono tutte belle e ci mettono tutte un sacco di impegno, però insomma non vi invidio, ma buon lavoro. Cominciamo subito a presentarvi le nostre Miss per darvi così modo di ammirarle e di conoscerle meglio nella loro uscita elegante. E cominciamo con la numero 1. Buonasera a tutti, mi chiamo Valentina, vengo da un piccolo paesino in provincia di Belluno e nella vita sono progettista di occhiali. La mia passione più grande è la montagna, l'arrampicata e l'equitazione. Seguiamo con la numero 2. Buonasera a tutti, sono Deborah, vengo da Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Come lavoro mi occupo in boutique di alta moda nella mia città e niente, seguo tutto il reparto di alta firma. Qui stasera vi auguro una buona serata e una piacevole serata a tutti.
Buonasera a tutti, mi chiamo Chiara Saccomandi, vengo dalla provincia di Venezia, San Donà di Piave, ho 52 anni e sono mamma a tempo pieno di 3 bimbi. Nella vita amo andare in moto e fare sport. Numero 4. Buonasera a tutti, mi chiamo Calisto Oriente Berroso, sono nata a Cuba, abito a Castelfranco, ho 53 anni, sono impiegata in una fabbrica di scarpe, la mia passione è la moda e finalmente ho fatto il mio sogno in realtà, che era filare, più piccola lo sognava, la grande passarella italiana a Milano e faccio la Fashion Week e niente, buonasera a tutti e ascoltare lo spettacolo. Numero 5. Buonasera, sono Marica, ho 55 anni e abito a Castelfranco Veneto. Come professione lavoro nella ristorazione ospedaliera. Mi piace cucinare e mi piace ricevere ospiti a casa. Buona serata. Numero 6. Buonasera a tutti, sono Cristina Cerisara, arrivo da Vicenza, ho 56 anni e nella vita faccio l'impiegata.
Buonasera a tutti, sono Diana Guerriero, ho 56 anni e sono dalla provincia di Padova. Numero 8. Buonasera a tutti, sono Raffaella Ballarì, ho 58 anni, vengo da Chioggia, in provincia di Venezia. Ho un'autoscuola insieme con mio marito, se perdete la patente venite a trovare. Buona serata a tutti. Buonasera a tutti e benvenuti a questa serata. Mi chiamo Antonella Soligo, ho 58 anni, arrivo da Istrana in provincia di Treviso. Nella vita mi occupo di caseificio. Numero 10. Buonasera, io sono Gianna, ho 58 anni, vengo da Rubano e ho ancora un sogno nel cassetto, ossia presentare un evento. E lo so, sono un po' avanti, un po' adattata, ma insomma, ci spero. Vi auguro una buona serata.
Buonasera a tutti, sono Fachin Cristina, sono di Lubano, ho 59 anni, sono un operatore sociosanitario. Numero 12. Buonasera, sono Caterina, arrivo da Padova, lavoro presso il Ministero dell'Istruzione, ho 63 anni e nel tempo libero mi occupo di animali in difficoltà, mi trasformo in gattara. Grazie. Buonasera a tutti, benvenuti. Sono Simonetta Robbi, vengo da Verona, 59 anni, libera professionista. Grazie, buona serata. Meritano un grosso applauso anche perché stanno sfilando sotto questa pioggerellina e non è proprio facile, insomma, quindi a maggior ragione meritano un grosso applauso. Non solo Miss, vi ricordo, è un concorso nato 3 anni fa, creato da Max Eventi con l'intento di valorizzare proprio la bellezza delle donne a partire dai 26 anni in su, che è una bellezza fatta anche di valori aggiunti come l'esperienza, la sicurezza e lo charme che si acquisiscono solamente crescendo e con l'età. Ma adesso io direi di passare a vedere le nostre Miss in versione casual.
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. The afternoon, we lay awake in bed. The laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Stiamo abbinando le nostre non solo piste splendide nella loro versione casual. Fra poco le vedremo sfilare anche nella canonica sfilata in costume. Però prima vorrei ringraziare innanzitutto questa splendida location, il lago che ci ospita anche questa sera, e Fabrizio, ma voglio ringraziare anche Fioreria Roberta per gli omaggi floreali alle nostre miss, la lavanderia Ferro, il nostro sponsor storico, Dino Riuliani per le foto, là in fondo, eccolo là, e Mario Bonesi e il suo Giliferro per il video, eccolo là dietro la camera, Sara Giantini, Fiamme d'Oriente per gli spettacoli splendidi che ci regala, e naturalmente Max Tiberto di Max Eventi che organizza tutto questo, ma avremo modo di vederlo dopo perché adesso è un pochino impegnato. Adesso io direi di proseguire e di vedere le nostre miss nella loro sfilata in costume.
What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11. Bene, adesso avete ammirato tutte le nostre vita in versione costume, ma io le vorrei tutte insieme a fare una passerella. Venite ragazze, fatemi ammirare tutto il vostro splendore. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. E mentre le nostre splendide donne si congregano, io vorrei invitare la nostra giuria a ritirarsi per le votazioni. Vi lascio riposare un attimino, così se volete muovervi, fare una sigaretta, fare due chiacchiere, fare quello che volete, e poi torniamo fra un po' e vedremo cosa ha partorito la nostra giuria. Poi qua volevo accogliere un applauso. Allora, intanto prima di andare avanti volevo fare un doveroso ringraziamento, ed è un ringraziamento fatto alle nostre Mussoloniste che sono qui, che hanno sfilato questa sera, mi permetto di dire, hanno sfilato impavide sotto la pioggia facendo finta di niente, quindi meritano veramente un grande applauso, perché eravamo anche voglio ringraziare ancora una volta il Lago e Fabrizio, che spero che arrivi qui. Naturalmente voglio ringraziare il nostro Mario Bolesi per i suoi splendidi video, Dino Giuliani per le foto, la nostra lavanderia Ferro, la fioreria Roberta per
gli omaggi floreali e naturalmente anche la nostra giuria per aver fatto, come si dice, un duro lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare. Ringraziamo anche chi ha fatto le musiche questa sera, che eccezionalmente è stato il nostro Max Lenti. Avete visto? Max Lenti fa anche per voi, bellissime donne, ha fatto il DJ. Il microfono? Sì. Allora Max, io direi che aspettiamo Fabrizio, approfitterei per chiamare qui in palco con noi, in passerella con noi, la nostra Silvia Del Ieso. Non sono Silvia. Qui, non si aspettava? Non ha fatto la faccia? Sto fregando questa volta? La nostra Silvia Del Ieso, io l'ho voluta qui perché stasera ha fatto parte della giuria, è venuta apposta da Firenze per presenziare a questa giuria, ma perché? Fabrizio! Dai, un po', 1, 2, 3, Fabrizio! Ecco, Fabrizio, ti stiamo chiamando in due, vieni! Accogliamo con un applauso, colui che si occupa di questa splendida location. Stavamo dicendo, Silvia è venuta apposta da Firenze e vai, subito, e va bene, non si sei stupidato, va bene lo stesso, dai, aspetta. Ecco qua, tra i doveri di una presentatrice c'è anche questo. Allora, stavamo dicendo, Silvia è arrivata apposta da Firenze, non è arrivata da sola, lei ha un'agenzia che si chiama Olympus Entertainment, c'è anche il suo socio, la Santo Raffaele, però io non lo chiamo qua perché lui si santo subito, io per solidarietà femminile devo dire Silvia Santa Silvia. Brava. Allora, lui è il socio silente, un po' come Max Lenti, colui che lavora dietro le quinte, ma non ama apparire, non ama molto parlare, e lui deve essere detto, ma io obbligo a dire qualche parola di nota. Perché ti ho voluto fare, Silvia? Perché io vorrei che tu spiegassi anche alle nostre meravigliose miss che prima hanno un po' chiacchierato con te, ma pensavano che tu fossi una di loro che doveva sfidare. In realtà loro non sanno chi sei veramente, no? Allora, spieghiamolo un pochino. Allora, brevemente, perché il brutto dare le spalle a loro duro. Vabbè dai, loro perdoneranno le spalle e andiamo a fuori. Ok, allora, io sono titolare insieme a Santo di un'agenzia ormai che da 33 anni lavora nel mondo dello spettacolo e noi ci occupiamo principalmente di concerti live, concerti grandi da Ramazzotti, Zucchero, Sting, Tom Jones, Jessie J, insomma tantissimi artisti italiani e internazionali, e la nostra agenzia da 33 anni si occupa di booking internazionale, però facciamo anche eventi e organizziamo eventi come anche questo. Infatti noi ci siamo conosciuti con Max e Monica proprio in 3 anni fa, mi sembra, 3 anni fa, proprio in occasione di un evento tipo questo, insomma. Sì, era una finale nazionale, ci siamo conosciuti dall'altra parte dell'Italia. Esatto. E come a volte, raramente, ma per fortuna a volte accade, è scattato subito un'empatia. L'amore, amicizia, empatia, professionalità insieme e tante belle cose. E abbiamo tanti progetti poi per il futuro. Assolutamente sì. Proprio qua. Quindi Fabrizio ascolta molto bene. Fabrizio ascolta molto bene, ascolta. Vieni qua, che ti stiamo coinvolgendo. Faremo tanti eventi. Speriamo di farne tanti con voi, perché siete dei professionisti belli, buoni, bravi, simpatici, e quando hai delle persone così a fianco vai in capo al mondo. Grazie, no, grazie.
avere persone che ci ospitano come te, perché non è facile, giusto Monica? Non è facile perché il nostro lavoro purtroppo non è semplice, assolutamente. Quindi trovare la location giusta, trovare l'empatia giusta e trovare anche queste ragazze, se le posso chiamare ragazze, le posso chiamare ragazze? Perfetto. Quindi è tutto questo che ci dà ovviamente la forza per fare il nostro lavoro. Questa è la verità. Poi cosa ti devo dire? Io ti ringrazio di essere qui, ringrazio anche il mio socio silente e naturalmente tutta la giuria. Come mai Santo subito? Ma Silvia subito mai? Solidarietà maschile. Io non lo so. Cioè, Santo subito, perché? Alla faccia da santo? Cioè il nome da santo, però qua due sante subito siamo io e te. Esatto. E diciamocelo. Va bene, io direi di andare avanti con le premiazioni, ma penso che poi ti richiamerò. Io sono addetta ai fiori. Io siamo codici romantici. Potremmo fare un'improvvisata. Io ho un amico che vorrei che si separasse. È il signor Guoccio. Vorrei che lui venisse qua a premiare. Almeno una vieni a premiarla. La moglie è gelosa, e tutta stasera che gli dice cosa vadito, guarda cosa vadito. E allora io Guoccio è un grande produttore e commerciante di aglio e tiene alta, diciamo, quello che è l'aglio polesano, che sembra poco, ma in Italia siamo i migliori come aglio. Ma scusa, visto la premessa che hai fatto, mi è doveroso chiedere una cosa. Sponsor il prossimo anno. No, a parte questo, farebbe un gran piacere, ma voglio dire, ti vuole dare la mano Max Eventi? No, visto quello che hai appena detto della signora, della moglie, che credo che sia quella bella signora là, buonasera, o era un grande produttore di aglio? Cioè possiamo parlarne ancora al presente o ne parliamo già come... Domani vedremo cosa succede. Perché forse aglio se ne fa più. Allora, che dici Max? Lo affiancheremo per una premiazione. Questo microfono forse fa un po' eco, parlo meglio con quello? Va bene uguale. Va bene, allora, io direi, tu mi hai detto che sei, ma che onore, addetta ai fiori, perfetto. Voi due, Fabrizio e Max, mi rimanete qua in palco, io mi sposto, cominciamo con le premiazioni. E cominciamo a premiare la categoria Silver. Allora, cominciamo con la non solo Miss Silver al lago, e qui con noi a premiare vorrei il socio silente Santo Raffaele. Buonasera Santo, non ti facciamo parlare o vuoi dire il tuo mitico ciao, dai? Ciao a tutti. E non vi spaventate, Allora, pronto Santo? Allora, vai verso il centro della passerella. La non solo Miss Silver al lago di questa finale regionale 2024 è la numero 4, Odalis Oriente Pedroso. E complimenti a Odalis. Foto di rito, fascia e rosa, e complimenti alla nostra Odalis. Allora, andiamo avanti con le premiazioni e andiamo avanti con la non solo Miss Silver Veneto 2024. La non solo Miss Silver Veneto
Veneto 2024. Intanto vorrei Max e Fabrizio, scusate, a premiare, Max e Odone a premiare, quindi portateli a centro. Non solo Miss Silver Veneto 2024, il numero 2. Non solo Miss Veneto Silver è la numero 3. Chiara Saccomanni. E complimenti anche alla nostra Chiara che adesso indossa la sua fascia, la sua corona e i fiori. Complimenti, foto di vita. Abbiamo fatto foto, abbiamo fatto tutto, Dino, perfetto. No. Andiamo avanti con la nostra non solo Miss Gold al Lago 2024. Qui con me a premiare vorrei Monica. Eccola che arriva la mia omonima. Pronta Monica? Ma noi Monica siamo nati. Dai, ti lascio il centro della passerella, vai Monica. La non solo Miss Gold al Lago 2024 è la numero 6, Cristina Cesara. E complimenti anche alla nostra Cristina che indossa la fascia. Perfetto, che ha la sua rosa. No, dove andate? State lì Monica, anche tu. Fate le foto di rito, portatevi a centro passerella. Bravissime, andiamo avanti e andiamo con la non solo Miss Gold Veneto 2024. Max e Fabrizio li vorrei a premiare, portatevi a centro passerella o vuoi stare con me a dire chi è? Allora tu vai dopo. Non solo Miss Gold Veneto 2024 è la numero 9. Antonella Solido. E complimenti anche alla nostra Antonella che indossa la sua bella fascia, la sua coroncina, riceve i suoi fiori e fa il complimento. Eccoli qua. E non si staccano più. Fabrizio, mi sa di tu ci hai preso il visto, vabbè donne. E passiamo a premiare la categoria non solo Miss Over. E andiamo con la non solo Miss Over al Lago. Qui con me a premiare vorrei il nostro Armando Foro, pronto con la sua fascia. Portati pure a centro passerella Armando. La nostra non solo Miss Over al Lago 2024. Vuoi dire tu Fabrizio? Vuoi dirlo tu? Vuoi dire tu il numero e il nome? Dai. Io non voglio dire niente. Vabbè, allora lo dico io. Non solo Miss Over al Lago 2024 è la numero 10, Gianna Gallinaro. E complimenti anche alla nostra bella Gianna che riceve fascia fiore, baci e foto di dito. E andiamo adesso a premiare
la nostra non solo Miss Over Veneto 2024. Max e Fabrizio premiano, tu resti un attimo qua con me perché tu dirai il numero della nostra vincitrice Over, la nostra non solo Miss Over Veneto 2024 è la numero 12. Caterina Azzarito. E complimenti anche a Caterina. Facciamo le foto di rito. Sì, Fabrizio ci ha preso proprio gusto, tu le stai baciando proprio tu. Dopo voglio un bacio anch'io però, non ho capito. Va bene, io direi, vuoi far fare un passetto a tutte loro insieme? Che dici? O cosa preferisci fare? Preferisco fare questo. Grazie. Grazie. Grazie davvero. Teniamo fiore a tutte le altre ragazze. No, vorrei Fabrizio un attimo come al centro, per favore. Penso se non metti. Allora io appoggio, scusate un attimo, i fiori qui. Niente, dopo questa è la quinta volta che ci vediamo quest'anno. Quarta. Penso che il nostro rapporto sia favoloso. Niente, volevo solo dirti grazie. Grazie a voi che avete scelto prima di tutto me, che non sono nessuno nel mondo della moda, nel mondo delle miss. Comunque sono onorato di avere tutte queste belle donne. Sono onorato di avere la Monica, che secondo me, ripeto, la Monica è fantastica, è bravissima con la dialettica, il tono di voce speciale, si impegna, ma questo personaggio qua è un personaggio stratosferico, non ne troveremo più. E l'altra volta io pensavo, e lo ribadisco, ma pagano 2.000, 3.000 queste ragazze, dice non ne paga niente, cioè, questi lo fanno per passione, questi sono qua questa mattina alle 7 con il dubbio piove, non piove, pulisco, non pulisco, facciamo dentro, facciamo fuori. E io dico ma proprio, dice no, se non c'è qualcuno che ci dà qualcosa a livello proprio di spese vive, io non vivo, non faccio, questa è passione. Questa passione è data da una famiglia, perché questi due sono sapete sono amorosi, e quindi io sono orgoglioso e onorato di averli conosciuti, di averli accanto a me, e spero che non finirà mai questa storia e magari una volta all'anno mi racconterete di venire qua con me a portare le tue bellissime ragazze. O a tagliare il pane. Grazie mille, grazie tante. Grazie a voi davvero. E adesso la vogliamo far fare una passerella alle ragazze tutte insieme, perché e come amo ripetere sempre io, sono tutte vincitrici. E io vorrei fare una cosa, vogliamo fare una cosa diversa? Allora farei fare una foto tutti assieme. Allora, spostiamoci un attimo, fate una foto tutti assieme, ferma lì tu Sara.